Bentrovati a tutti i telespettatori di Telechiara. Il tema centrale di questo numero di Gente Veneta riguarda un qualcosa che è vicino alla vita dei cittadini mestrini e veneziani, e cioè la possibilità di avere una serie di servizi legati alla rete, a internet, legati alla cittadinanza digitale, a quello che ormai sta diventando parte della nostra vita. Che cosa succede? Che la rete Wi-Fi, che già è molto diffusa nel nostro comune, più che in altri comuni italiani, si espanderà ulteriormente, e questo grazie a un accordo con esercenti e commercianti che potranno mettere a disposizione dei propri clienti, ma anche di chi passa per le vicinanze, un accesso alla rete. In questo modo quello che attualmente è possibile fare lungo il Canal Grande, nelle piazze principali, nei parchi cittadini, si potrà fare un po' in tutta la città di Venezia e di Mestre. Accanto a questo, grazie a questi servizi che vengono sviluppati da un'azienda comunale, un'azienda pubblica a maggioranza comunale, che è Venis, verranno forniti dei nuovi servizi. Uno è relativo alla città turistica, e quindi la possibilità di navigare dentro la città vedendo i monumenti, trovando delle spiegazioni su monumenti, su zone di interesse, come se si avesse un navigatore satellitare, e questa è una prima novità. La seconda è quella di poter contare su un'unica tessera, grazie alla quale avere una serie di servizi. Questa tessera sarà l'IMOB, conosciuto per i mezzi pubblici, che darà accesso a molte altre possibilità per i cittadini. Benissimo, e questo è il primo piano di Gente Veneta. Poi sempre in prima pagina troviamo un editoriale del direttore su un tema caldo in questi giorni, cioè la Chiesa e l'ICI. Sì, perché nel momento in cui bisogna un po' stringere la cinghia, c'è chi ha tirato fuori la questione di una chiesa che non pagherebbe l'ICI per i suoi immobili. Il direttore non è la prima volta che interviene su questo tema, lo rifà questa volta chiarendo bene i termini della questione, e cioè fondamentalmente che intanto non bisogna far confusione tra Vaticano, che è uno stato estero, e Chiesa italiana, che invece ha parrocchie, ha seminari, ha patronati, a strutture a servizio della gente, ma soprattutto che quello che viene garantito in qualche modo come servizio sociale, e quindi esente dall'ICI, alla Chiesa Cattolica, viene garantito anche ad altri servizi sociali, anche alle altre confessioni religiose, per cui non c'è nessuna forma di privilegio rispetto alla Chiesa Cattolica. Benissimo, abbiamo tempo per qualche altro servizio? Sì, in questo numero che ci porta verso il Natale affrontiamo un tema che può essere utile alle famiglie. Nell'inserto GV016 trattiamo di come trascorrere bene il tempo in famiglia nei tempi delle feste. Allora, la tentazione è quella di avere delle grandi aspettative rispetto alle cose che si potranno fare, a come si potrà riempire il tempo, alle esperienze che si potranno fare. Degli esperti dell'associazione Mater Domini invece ci richiamano un po' all'essenziale, e cioè che in fondo la vita familiare è fatta anche di quotidianità, di esperienze che non hanno magari niente di eccezionale, ma che proprio per queste sono importanti. Quindi trascorrere il tempo delle feste con molta semplicità, e senza fare magari dei progetti che poi possono portare più a frustrazione che ad altro. Io ringrazio Paolo Fusco, visto che la prossima settimana non ci troveremo per le anticipazioni perché il nostro sarà un camper un po' speciale, ringrazio anche Gente Veneta e tanti auguri di buon Natale. Auguri a voi, ci vedremo allora con l'anno nuovo.